Salve a tutti, benvenuti, vediamo un po' quanta gente c'è connessa. Salve a tutti, benvenuti da Facebook, benvenuti, siamo in diretta anche su YouTube e su Twitch, ok? Benvenuti, dobbiamo fare un altro unboxing di due scatoloni oggi, adesso. Ok, scrivete nelle chat in modo che io vi possa leggere i commenti, così parliamo un po'. Allora, come vedete già la telecamera è cambiata, sto utilizzando una telecamera Full HD, poi la riporterò giù, perché questa volta ne vale veramente la pena di utilizzare una videocamera migliore, datosi quello che sto per sballare. Allora, ditemi se sentite bene, chi è connesso, se l'audio arriva correttamente dal microfono, se ci sono echi, riverberi, se sentite bene la mia voce. Siamo in diretta, sono le 17:31 del 24 agosto 2020, ok? Allora, aspettiamo qualcun altro che si connette prima di iniziare proprio a sballare, come dicevo. Allora, i pacchi ve li faccio vedere. Questo è uno, ovviamente viene da Amazon Prime, quindi metto così e si legge bene Prime, con questa telecamera va molto meglio. E l'altro è un po' più grosso, sembra gigantesco, eccolo qua, ed eccolo qua, ok? E questo lo apriamo per secondo. Salve a tutti, benvenuti. Anche da Twitch, benvenuti su Twitch all'unboxing di Reni J. Io sono Reni J e questi sono i miei unboxing. Allora, andiamo avanti. Questo è stato un acquisto che molti miei colleghi già hanno fatto. Io l'ho fatto mentre stavo in vacanza e poi è arrivato, l'ho fatto arrivare a un punto di ritiro Amazon. Diciamo che non è stato complicato per questo qua, perché Amazon ci mette a disposizione diversi sistemi per fare acquisti ed andare a ritirare, anche se uno è in vacanza, se uno è fuori città, se uno non ha possibilità di ritirarlo, un pacco. Quindi io l'ho fatto arrivare a uno dei punti di ritiro vicino a casa mia e me l'hanno tenuto da parte fino a che io non ho potuto poi andare a ritirarlo di persona. La voce arriva bene, sì. Io direi di fare un attimo ecco qui, andiamo con, ecco, forse così mi sentite meglio, ok. Allora, io direi, visto che siamo parecchi già, vi saluto tutti, andiamo ad aprire questo pacco di Amazon. Come dicevo, questo già un sacco di miei colleghi di jockey l'hanno comprato, l'hanno sballato e hanno fatto vedere tutto. Io invece ancora no, io sono famoso, io aspetto un attimo e faccio gli unboxing insieme a voi, sempre col mio fedele coltellino rosso, che adesso, come vedete, in Full HD forse si vede pure meglio. Allora, ovviamente pacco di Amazon è gigantesco, e dentro c'è un altro pacco e noi lo andiamo a prendere. Eccoci qua, simbolo di Amazon, il sorriso, ok. Andiamo a vedere, questo l'avranno già capito tutti che cos'è. Ciao Pier, tu oggi mi hai fatto una domanda riguardo a quel paccone che ho messo la foto
effettivamente lì non c'è. Qui sì, qui questo già l'avete capito tutti cos'è, si vede tranquillamente, si capisce anche da queste prime lettere. Questo l'hanno comprato tutti e infatti è per questo che io non credo. Eccoci qua, e questo ovviamente è questo, la visione Gigi D'Agostino Hollywood, essendo una limited edition di Gigi D'Agostino. Guardate un po' il numero, riesce a mettere a fuoco sta telecamera? Peggio di quell'altra, allora era meglio quell'altra, strano, ci dovrebbe avere il fuoco automatico, non riesce a mettere a fuoco. Comunque è 354, poi posterò la foto. C'ho il numero 354 di 1000, non so se si vede, devo mettere in modo che prende luce. No, non riesce proprio a mettere a fuoco da vicino, è una telecamera che mette a fuoco da lontano, però non so come si fa lo zoom, quindi ecco 2020 Time SPA, la Time Records che ancora sforna dischi. C'è scritto Limited Edition 0354/1000. Questa è Hollywood. Già l'hanno comprata un sacco di amici. White Vinyl, quindi è un vinile bianco. 1000 Limited Numbered Edition. Io non credo però tanto a questo numeretto qui 1000. Vi dico pure perché. Allora, quando io l'ho comprato, già tutti gli amici miei l'avevano comprato. È successo questo arcano. Allora io lo acquistai, mi sembra il 12 o il 13 di agosto, e mi davano la consegna per il 1° settembre, ok? E quindi io ho detto vabbè, non fa niente, l'ho messo a un punto di ritiro, tanto io il 1° settembre sarei stato qua sicuro, e quindi niente. Poi era, mi pare, il 16 agosto. Sono andato a ricontrollare su Amazon e ancora c'era disponibile col Prime il giorno dopo. Allora ho annullato l'ordine, che tra l'altro ancora neanche era stato spedito, che sarebbe arrivato questo disco il 1° settembre, e ho rifatto l'ordine per il giorno dopo. Infatti il giorno dopo è arrivato al punto di ritiro correttamente. Poi adesso, visto che io l'ho cercato, l'ho tenuto nel carrello per parecchio tempo, non ho fatto subito l'acquisto di questo disco, mi è arrivata anche la pubblicità che questo si può comprare anche su ibs.it. Poi ce l'hanno parecchi negozi di dischi. Questo vinile è arrivato nei migliori negozi di dischi nelle migliori città italiane, ok? Quindi io vado a pensare che 1000 copie da dare in giro, cioè anche degli amici giù in Sicilia, degli amici in Toscana, degli amici in Emilia Romagna, e bene o male loro l'hanno visto dentro i negozi di vinili. Quindi vuoi magari 10 per 1? Amazon però non ha presi 10, perché io so tantissimi amici miei l'hanno preso. Io che conosco io, almeno una trentina più o meno dei miei amici l'hanno preso, quindi io faccio parte della trentina. Quindi se noi andiamo a pensare, Amazon quante ne avrà prese? 100 copie. IBS pure vende in tutta Italia, se vogliamo in tutto il mondo, perché pure Amazon vende in tutto il mondo, quindi prenderne un numero limitato di copie. Quindi secondo me sto 1000 non è tanto veritiero. E infatti io sono sicuro che ne hanno fatte di più, ma magari le altre saranno nere, non saranno più limited edition. Però questa che ho preso io, c'è il bollino numbered, cioè c'è scritto 180 grammi white vinyl limited numbered edition, ok? E adesso è arrivato il momento. Allora, di questo pacco vi dico solo una cosa. Io cercavo tutta un'altra cosa, stavo su Google, stavo cercando tutta un'altra cosa. Mi è capitato di andare su un negozio che per ora non vi dico, per la prima volta durante un unboxing ho fatto sempre pubblicità a tutti, dove ho comprato i dischi, dove ho fatto ma questa volta non ve lo dico, ve lo dirò magari in secondo momento più in là, perché sono capitato su questo negozio online e ho visto che c'aveva
diverse cose interessanti a prezzi molto 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 competitivi. Poi non solo, con il primo ordine ti faceva il 10% di sconto se ti registravi ovviamente sul loro sito. Oltre a questo, con un ordine superiore a 25 euro la spedizione era gratuita. Allora ho detto perché no, magari trovo qualcosa che mi interessa, mi sono messo a sfogliare il catalogo, ci ho messo diciamo a scegliere quello che ho comprato, ci ho messo circa una settimana perché poi non ero sicuro, sono andato a vedere diciamo tutte le valutazioni di ciò che ho comprato in giro e ho trovato che effettivamente era un buon affare e quindi ho fatto l'ordine e l'ho pagato, questo subito prima di partire per le vacanze. Poi c'è stato il problema che loro sono velocissimi, cioè loro utilizzano un Exive che non mi piace tanto come corriere, però devo dire che è tutto tracciabile e loro l'hanno spedito, mi sembra lunedì, il martedì stava in consegna, quindi perfetto, solo che io non c'ero. È un Exive, diciamo io con altri corrieri sto d'accordo pure con quello del bar che me lo consegnano al bar e non c'è problema. Nexive non è così, è un po' più complicato, però dopo mille peripezie sono riuscito ad averlo qui. Eccolo qui il pacco e adesso lo andiamo a sballare. Guardate, ve lo faccio rivedere, eccolo qua, è grosso, è un bel pacco grosso, ok? E adesso lo sballiamo insieme, via, 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 che qui dentro, se effettivamente c'è quello che ci deve essere, c'è roba molto interessante. Allora, ok, allora l'imballo si presenta molto molto bene perché la scatola è grande, poi guardate dentro ci sono tutti i polistiroli, diciamo il contenuto poteva anche andare in giro ma chissà. Ok, qui dentro questo pesa, questo pesa. C'è stato Pierre che ci ha detto, che mi ha detto quando gli ho detto che avrei fatto l'unboxing altri dischetti neri. Assolutamente no, per il semplice motivo che questi non sono neri. Attenzione, io perché per sballarli come questi sono pure imballati troppo bene e quando c'è questa gli scoppietti, il pluriball col cacciavite io vorrei evitare di andarci. Vabbè, se facciamo qua forse verso l'alto, perfetto. Allora adesso vi faccio vedere. Io vi ribadisco e vi ricordo la mia filosofia. Ovviamente i dischi io li devo pagare il prezzo che voglio pagarli io e non quello che viene deciso diciamo dalla massa che gli dà un voto magari troppo esagerato a un vinile. Quindi questi dicevamo io l'ho presi sia spedizione gratuita, costavano molto ma molto di meno di quelli, molto ma molto di meno di tutti gli altri negozi e così io li ho presi. Allora, vogliamo vedere che cosa abbiamo preso, che cosa ho preso? Allora, guardate innanzitutto questo, eccolo qua, Exit Way. Questo è un brano molto molto conosciuto e questo è il picture disc di Exit Way Remix, brano progressive degli anni 90, nuovo, questo non è mai stato usato, questi sono tutti nuovi. Sarà stato un magazzino, io non lo so, non lo so, ma sono tutti picture disc e sono tutti nuovi, allora
Questa è una compilation Progressit, che io ho trovato su YouTube, me la sono sentita tutta, tra l'altro me la sono pure scaricata perché è bellissima questa compilation. Si chiama Progressit, eccola qui, tutti in lista dei brani. Progressit, guardate che bel picture disc, guardate che c'è disegnato qui. Non so se la telecamera, io ho messo la telecamera Full HD per far vedere questi picture disc quanto possono essere belli, cioè bello bello bello, guardate che bello che è, ma veramente veramente bello. Questa è una compilation, tutta musica progressive, DJ Dado, Alex Remarque, capirai, Flexter, ecco la Exit Way sta pure qui dentro a questa compilation, ovviamente mixata. Poi c'è B-Born, Raf by Bigotto, Giacomo Orlando, Gigi D'Agostino, capirai. Questa è una compilazione, cercatevela su YouTube, c'è, andatevela a sentire perché è una cosa spettacolare questa compilation, si chiama Progressit, sta anche su YouTube, ve lo dico. È presto, mi pare che non c'è, ma ce la metto io su Mixcloud, sul mio canale, il mio canale Mixcloud è ancora aperto anche se non ho postato più niente da tanto tempo. Il canale è www.mixcloud.com/Renato De Vita. Lì trovate sempre un sacco di roba. Continuiamo con la Progressive e questo è Sonarmatica. Guardate che belli questi picture disc, guardate, cioè sono una cosa spettacolare. Io come l'ho visti ho detto capirai. E poi tra l'altro questi, se uno va in giro, costano uno sproposito proprio perché sono picture disc, ok? Ciao Pier, se mai te la vedi dopo la diretta, tanto mo adesso tutte queste immagini le voglio mettere in un post su Facebook, quindi nel caso le troverai tutte su un post su Facebook. Ma veramente 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 belli questi video. E poi dentro pure i brani, perché io mi sono messo a sentire tutti i brani. Questi li trovate tutti su YouTube, i brani, stanno tutti quanti su YouTube. Vado avanti. Allora, Onirica Record diciamo è la casa discografica dove incide anche J.K. Lloyd. Cioè Onirica Record era una delle migliori case discografiche di music trance progressive eccetera, e questo esce su Onirica Record. Ecco il simboletto, aspettate qui, OK, vedi? Onirica Records, guardate che bello che è questo è uno spettacolo. Franzoso Leggenda, The Dream Mix, infatti The Progressive Mix. Poi vedete sono tutte molto lunghe come brani, perché 7 minuti, 6 minuti e mezzo, 7 minuti e mezzo. Questo invece c'ha una storia dietro, eccolo qua, è lui, Stelle, Mr. Mad Bob. Questo io lo vidi ormai 3 anni fa, ciao Congi, in una diretta dell'amico DJ Cele. DJ Cele c'ha questo vinile picture disc. A me già la musica era bello, Stelle, questo brano è bellissimo, però mi piaceva tanto il picture disc e questo costava uno sproposito, cioè a cercarlo in giro costa uno sproposito sto picture disc, e io l'ho trovato ad un prezzo abbordabile e me lo so subito preso. Stelle, bello, bellissimo. Poi nel caso qualcuna di queste io chiudo la diretta e la riapro, se no se mi bloccano poi mi dà fastidio, quindi ne riapro una solo musica e ce ne sentiamo qualcuno. Andiamo avanti, sempre musica progressive, FM Project Dream. Guardate che picture, questo è un quadro, non è un picture disc, guardate che roba, cioè faccio vedere a mia moglie, guarda che roba, guarda. Cioè sono uno più bello dell'altro, cioè sono dei picture disc, ma veramente veramente. Ho trovato questo negozio che ha una marea di picture disc a prezzi abbordabilissimi, quindi veramente veramente belli. E questo è sempre progressive, FM Project Dream, ok?
Oh, questo è il picture disc di un brano che io già ho, però ovviamente essendo picture disc è molto 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 più bello. Guardate un po', David the Cube, io ce l'ho lì il disco nero, ma qua se si vede c'è sta proprio disegnata l'astronave, di qua pure. Questo è uguale identico, solo che è picture disc, non mi potevo lasciare sfuggire. Questo è Star Trek Enterprise One, Star Trek Radio Edit di David Cube, sempre musica Dream Progressive, eccolo qua, ok? Ma guardate che belli che sono, cioè voi non potete, ovviamente con la telecamera non renderà mai, io provo a farvelo vedere ma non rende bene, le telecamere, poi ovviamente c'è pure, vabbè, c'è la custodia, tutti nuovi, ragazzi, vi ribadisco, tutti nuovi. E adesso andiamo veramente sul ricercato e sulle cose che a me piacciono tantissimo. Allora, questo è chiuso, no, lo apro, va. Sto aprendo, così ve lo faccio vedere tutte e due. Questo è un doppio, vado, non so se l'avete visto, questo è un doppio, andiamo, oh! Questo costicchia, costicchia, e ale, Star Wars, questo è un doppio vinile, guardate un po', doppio vinile picture disc, Harrison Ford, eccolo, il risveglio della forza, Star Wars, doppio picture disc, ma veramente veramente bello, eccolo qua, Star Wars, guardate che bello, doppio picture disc, lo faccio rivedere pure dentro. E questa è la colonna sonora del risveglio della forza, uscito oramai parecchi anni fa, Harrison Ford, forse così, belli, bellissimi. E poi guardate questo che bello, questi a me mi piacciono perché quelli della Disney. È un altro mio desiderio iniziare la collezione, perché questo l'ho trovato un posto dove li vendono, ma costano parecchio di più di quello che ho pagato questi io. Gli altri mo sto cercando, piano piano li voglio fare tutti, quelli della Disney sono tutti picture disc. Questo è il picture disc di Frozen. Picture disc di Frozen con la colonna sonora di Frozen 1, no il 2, quello che è uscito adesso. Questo è Frozen 1, ovviamente purtroppo non si trovano in italiano, questi dischi contengono le versioni originali inglesi delle colonne sonore dei film, quindi Let It Go c'è sta, e quindi però voglio dire, questo quasi merita una cornice da tenere incorniciato, bellissimo. E poi sempre, siccome costavano poco, eccolo qua, Goofy, questo è Pippo col figlio, Goofy Movie, il film di Pippo. A me questi piacciono proprio tanto, questi picture disc tutti colorati, ma molto molto belli, ma veramente veramente belli, guardate che roba, cioè uno meglio dell'altro, questi veramente veramente belli. Torniamo sui dischi di musica, diciamo, progressive, Dead Trance, e questi sono 10 pollici, sono gli ultimi due, siamo arrivati. JF Band Infinity Flying, chi è? Ma veramente una cosa spettacolare sti dischi, veramente una cosa spettacolare. JF Band,
Vedete, sono tutti nuovi, non è che sono usati, tutte nelle loro belle copertine trasparenti. Eccolo. E poi c'è l'ultimo, che è Plastic Progressive Base 2, base 2. Plastic Progressive. Non so se si vede bene, guardate che bello. Ma veramente 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 bello. E niente, diciamo che mi è andata molto bene trovare questo negozio, perché così ho messo da parte un bel po' di picture disc che mi piacciono parecchio. Rifacciamo una carrellata veloce partendo dall'ultimo, vediamo subito. Allora, Pace 2, eccolo, molto rapido sarò. JF Band, Infinity Flying, ok, la colonna sonora del film di Pippo, la colonna sonora del film Frozen, ok, andiamo avanti, la colonna sonora doppio vinile di Star Wars Il risveglio della forza. Faccio vedere soltanto questi due, sono due vinili, 4 facciate. David Cube con Star Trek, vedete l'astronave, di qua, ok. Poi FM Project Dream, bellissimo. Mr. Mad Bob Stelle, bellissimo. Questo su Onirica Records, leggenda, franzoso, ok. Sonarmatica Mercury, eccolo di qua pure, Sonarmatica Mercury. Progressit, la compilation che vi dicevo, la trovate tranquillamente su YouTube e presto anche sul mio canale Mixcloud. E questo era l'ultimo, Exit Wave Progressive, ok. E poi c'è quell'altro che abbiamo comprato su Amazon, perché pure questo è bianco, quindi la visione Gigi D'Agostino Hollywood, ok. E allora, detto questo, io appena chiudo questa diretta ne apro subito un'altra e ci sentiamo qualche vinile, ok. Quindi per adesso Reni J vi saluta, grazie per avermi visto, grazie per chi mi vedrà dopo in differita, grazie per l'ascolto e niente, al prossimo unboxing targato sempre Reni J. A tutti quanti voi un buon pomeriggio e una buona serata.